Buon pomeriggio, buon sabato, buon fine settimana. Siamo all'interno di questa settimana importante perché poi insomma ci ha accompagnato anche una lunga festa di Sant'Agata che è diventata anche motivo di racconto politico per certi versi. Oggi parleremo all'interno della nostra trasmissione Il Punto, parleremo oggi di tutte le emergenze alla Sicilia, riprendendo anche le parole del presidente Schifani che ha pronunciato a Catania. Ci sono state le parole molto forti, soprattutto riguardo alla burocrazia, in un periodo appunto in cui si discute anche dei burocrati regionali e di quale sarà il loro futuro, insomma ruoli chiave per far camminare la Sicilia. Parleremo anche di un tema, diciamo, che quasi sempre poi torna, no? nel dibattito, cioè il mondo cattolico moderato. Per chi vota? Perché c'è tutta questa corsa all'intercettare il voto del mondo cattolico, che poi è un mondo di centro, che è un mondo che spesso non va a votare secondo i più importanti istituti demoscopici? Cercheremo di capirlo con i nostri ospiti. Oggi tanti ospiti, ma come sempre però, prima di entrare nel video della nostra trasmissione, prima di salutare gli ospiti che sono quasi tutti pronti, io saluto Totò Calì. Ciao Totò, vignettista del quotidiano La Sicilia. Buongiorno a tutti. Con me ormai da tempo immemore, perché cerchiamo di raccontare anche attraverso le tue vignette la cronaca e l'attualità politica. Allora Totò, la settimana di Totò Calì, da dove comincia? Oggi mi sono buttato sull'internazionale, anche perché con tutte le leggi di Trump, la geopolitica. Quasi quasi rimpiangiamo Sigonella di antica memoria. Allora vai. Allora, andiamo a vedere le vignette. Questo qua sono i dazi alla Cina. Ah, i dazi. Che paventa, insomma, Trump, dice, mo so dazi amari. E questa era troppo facile, questa era veramente troppo facile. I dazi amari. Gli si butta addosso, Axia, Xin, insomma, e dice Shanghai, nel senso proprio... Alla siciliana, no? Cioè, alla catanese. Sì. Shanghai, sì, mi sono fatto male, ecco. Quindi male. Questo era Trump, il presidente della Cina. Andiamo avanti. E questo qua sono i dazi invece al Messico. Anche sono le famose leggi dazziste. Dazziste, nel senso... per richiamare anche un po' i gesti le deportation di Elon Musk. Andiamo, poi. Qua ecco che ha detto Zelensky che adesso è pronto a fare la pace con Putin, così improvvisamente. Dice va bene, sono venute bene, eccellenza, gli sta pulendo le scarpe, bravissimo, ci sei nato. Che appunto questa è la badante ucraina. E questa chi è? Questo è il discorso degli albanesi che vengono, vanno là, tornano qua, insomma non si capisce bene. Non c'è stato nessuno ancora, là dentro non c'è ancora nessuno. Migranti nel sito albanese devono stare o non devono stare. E lei, la Meloni, che dice io sono la Premier, non sono Prime. I pacchi di Amazon. I pacchi di migranti. Ancora politica internazionale, insomma, ti ha colpito il famoso caso Al-Masri. Questo è un caso davvero, questo è un caso di dibattito. Dice troppe incomprensioni, e lei che dice ancora, e che parlo arabo. Perché in questo caso ci sta tutto. Ci sta tutto. L'ultima, credo, no? L'ultima, ecco qua, 79 paesi firmano contro le sanzioni di Trump, l'Italia no. E questa è Georgia Washington. Eccola qua, bellissima questa. Questa fa sorridere, non che le altre non siano simpatiche, però questa, diciamo, che è un fotomontaggio. Come è attaccata la faccia di Giorgio Meloni? Con lo scotch. Sì, è un post-it. Un post-it. Vabbè, ma aspettavo qualcosa di chiesa, qualcosa, tu sempre ti scateni. Perché cominciamo con la chiesa. Dopo Sant'Agata, teniamoci almeno una settimana di... Così. Sono vestito anche così pudico. Parrinesco, come si vuol dire. Parrinesco. Va bene. Ciao Totò, grazie. Con questo abbiamo dato, alla prossima. Buon fine settimana, ciao. La politica internazionale secondo Totò Calì, la geopolitica, insomma interessante. Allora, sigla, poi vi presento tutti gli ospiti di questa trasmissione.
Buon pomeriggio di nuovo ai nostri telespettatori. Il punto nel nostro approfondimento sui temi della politica. Abbiamo parlato di geopolitica con le vignette di Totò Calì. Allora vi presento gli ospiti, uno che è interessato alla geopolitica e alla politica internazionale, diciamo anche per mestiere, Marco Falcone, eurodeputato del PPE di Forza Italia, eletto in Sicilia. Ex assessore regionale, quindi dalla regione è passato all'Europa, quindi sa bene di che cosa stiamo parlando. Benvenuto Falcone. Dario Daidone, deputato regionale di Fratelli d'Italia, benvenuto a Dario Daidone. Emiliana Abramo, no, stavo ascoltando, ha detto grazie, non l'ho sentito. Emiliana Abramo, presidente della comunità di Sant'Egidio di Catania, al centro insomma di così retroscenismi vari, no? Insomma, la comunità di Sant'Egidio, peraltro perché è venuto il cardinale Zuppi a trovarvi, a sostenere, lui che è un uomo di Sant'Egidio, ne parleremo. In collegamento abbiamo Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, deputato regionale con la bandiera d'Europa alle spalle. Quindi benvenuto. Un saluto a tutti e grazie per l'invito. Fresco dalla convention di Sud chiama Nord, quindi adesso vedremo l'altra lettura, l'altra convention di Cateno De Luca raccontata da Nuccio Di Paola, che è stato oggetto insomma anche di un po' di critiche da parte dello stesso De Luca. Vedo collegata la collega del quotidiano La Repubblica, Miriam Di Peri, che è diciamo retroscenistissima, passatemi il termine, con questa bella luce dietro, un po' papale anche questa. Miriam, cerchiamo di... Adesso abbasso la serranda. Eccola, brava, intuitiva la nostra Miriam. Dovremmo avere collegato tra un po' anche Nello Di Pasquale del Partito Democratico. Allora, cominciamo questa puntata partendo proprio dalle parole del presidente Schifani, che si è lamentato proprio durante la festa di Sant'Agata, è venuto a Catania, appassionato, entusiasta, ha fatto i complimenti a Marco Falcone per quello che aveva fatto all'assessorato all'economia, insomma ha lasciato i conti, ha detto in ordine, andiamo tutto bene, la politica fa il suo passo, però qui c'è un problema, che è un problema legato alla burocrazia. Ha detto: io mi sento un marziano in questo mondo. Sentite queste parole del presidente Schifani pronunciate a Catania. Quello che registro è un sistema amministrativo, un sistema burocratico che rispetto al sottoscritto e chi mi collabora, anche gli assessori eccetera, che magari andiamo a 300 all'ora, il sistema che è fatto di singoli ma è incrostato nel tempo, che ti cammina a 50 all'ora. Cioè, i tempi di attuazione delle mie indicazioni a volte sono estremamente, a volte si perdono nella sciatteria, e non voglio offendere nessuno, ma è così. Io quotidianamente, mi creda, non dico tutti i giorni, ma quasi sistematicamente mi adiro dentro di me, non mi permetto di offendere, però vedo che le indicazioni poi seguono un iter molto lento, diluito nel tempo, cioè non c'è entusiasmo in parte della burocrazia, però una grossa parte c'è questo sistema che si è incrostato, per cui io mi trovo certe volte a vivere un mondo diverso, io che vengo dal mondo della politica nazionale, dal mondo della professione dell'avvocatura, dove ci sono i tempi perentori, le scadenze, dove c'è un sistema con delle scadenze, delle assunzioni di responsabilità decisionali, a volte mi sento qui un marziano. E questo è il presidente Schifani. Saluto anche Antonio Condorelli, che ovviamente è sempre con noi nel nostro studio. Ciao Antonio, e parto proprio da te, voglio il tuo commento su queste parole del presidente Schifani, che si sente un marziano, cioè una burocrazia che va a 50 all'ora, la politica invece secondo lui una certa politica che va a 300 all'ora. Lui stesso ha parlato di lui e chi gli collabora che vanno a una velocità molto diversa, molto più veloce rispetto diciamo, alla macchina. Un problema annoso della Sicilia che riguarda tutti i settori, da quello dei rifiuti a quello della sanità, perché anche il problema è che la soluzione a questa incrostazione che ormai proviene da decenni di storia non si riesce neanche a superare con la nomina di altre persone al posto di quelli nominati. Vediamo quello che è successo nel settore della sanità, dove c'è stato un avvicendamento per gli scandali o presunti tali avvenuti in alcuni ospedali, per esempio a Villa Sofia nel Palermitano, ma non è cambiando il burocrate che si trova la soluzione, bisogna mettere mano al sistema. Il sistema vuol dire la complessità di una macchina burocratica, la complessità
complessità delle regole e soprattutto concretizzare quella che è la volontà politica con la capacità amministrativa di realizzare gli obiettivi. Da questo punto di vista la Sicilia è pachidermica, è un gigantesco pachiderma che gira sostanzialmente a vuoto, dove la burocrazia, anche quando riesce a produrre a portare a compimento un procedimento amministrativo, poi incappa nel ricorso al TAR. Allora è necessario procedere con i commissariamenti e la logica dei commissariamenti purtroppo non si sposa con gli obiettivi che si prefigge Schifani, ma anche con gli obiettivi che si prefiggerebbe qualsiasi politico. Allora, vado invece da Miriam Di Peri prima di dare la parola ai nostri ospiti politici, perché proprio il quotidiano Repubblica oggi ha puntato la lente di ingrandimento proprio sui burocrati, no Miriam? Perché poi è inutile girarci attorno, no? Cambiano i governi, cambiano i colori politici, ma chi resta sempre al proprio posto sono appunto questi burocrati, al massimo vengono spostati da una direzione all'altra, però insomma restano sempre lì a dettare i tempi e i modi diciamo dell'esecuzione delle cose. Sì Luca, ci sono state un paio di frizioni all'interno della giunta regionale perché qualche assessore non gradisce le idee di cambio che ha in mente il governatore Schifani. Noi questa mattina abbiamo puntato sui fedelissimi, su quelli insomma, a cui Schifani ha affidato già da inizio legislatura insomma, alcuni dei dipartimenti chiave dell'amministrazione regionale, che con molta probabilità insomma resteranno in sella, resteranno al loro posto. È un fine settimana intenso. Vi dico, io non ho la possibilità di portare la pagina, poi voi parlate tra gli intoccabili, mettete Salvo Cocina che è il dirigente della protezione civile, Ignazio Tozzo che è il ragioniere generale della regione, poi c'è Margherita Rizza, affari extraregionali, e poi Falgares, anche questo noto dirigente alla programmazione. Guardo Marco Falcone perché insomma è stato con loro fino a qualche mese fa, e poi Giovanni Bologna. Direttore dell'ufficio legislativo. E questo è il tema. Marco Falcone, entriamo proprio nel vivo di questa. Io credo che comunque il sistema della burocrazia è chiaro che è uno dei temi che oggi tutti i governi stanno affrontando. Lo affronta il governo Schifani in Sicilia, lo affronta il governo Meloni in Italia, ma lo affronta anche la Presidente von der Leyen in Europa. Vorrei ricordare che in Europa si parla di semplificazione e di sburocratizzazione. Alleggeriamo gli oneri normativi che poi sono quelli che molte volte bloccano gli stessi burocrati. Ora, non bisogna fare nemmeno di tutta l'erba un fascio, bisogna dire che ci sono ottimi dirigenti in Sicilia, così come in Italia, così come in Europa, così come c'è anche qualche altro dirigente che magari per inesperienza o per poca passione potrebbe dare qualcosa di più e non lo dà. E allora in questo caso è giusto che il presidente Schifani metta mano a una rivisitazione, cercando di dove bisogna correggere, correggiamo, dove bisogna valorizzare ulteriormente, va valorizzato. E Nuccio Di Paola e Nello Di Pasquale, che saluto, che adesso vedo in collegamento, rappresentano diciamo, i principali partiti di opposizione al governo regionale. Insomma, il tema della burocrazia, di questa burocrazia lenta, stimola ovviamente spesso anche i vostri interventi contro la giunta regionale, contro il presidente Schifani stesso. Di Paola e poi Di Pasquale. A me viene da sorridere perché ogni qualvolta ci si avvicina a metà legislatura è sempre la stessa storia. Io ricordo che Musumeci la scorsa legislatura disse che c'erano dirigenti che si grattavano la pancia e però nello stesso tempo gli dava il premio produzione. Dico, secondo me è come ogni qualvolta scaricare le proprie responsabilità sulla parte burocratica rispetto alle inefficienze di un governo che è fermo al palo, e non soltanto è fermo al palo perché comunque non sta gestendo al meglio le emergenze, e lo dimostra l'emergenza siccità. Io ancora non vedo partire quei famosi dissalatori che il presidente Schifani aveva detto che dovevano essere pronti per la prossima estate. Ancora una cosa, diciamo, un lavoro non è partito nei 3 comuni in cui sono stati individuati. E dopodiché mi suona strano che nel frattempo che il presidente Schifani, che oggi è intento a rispettare una legge ANAC che dice che
in un determinato dipartimento un dirigente deve rimanere per 5 anni e poi ci deve essere la rotazione, io non capisco perché poi invece il dirigente della protezione civile, in questo caso il dottore Cocina, al di là, io non entro in merito poi della professionalità o meno del dirigente, per me hanno tutti massima competenza, però non si capisce come per un dirigente si fa un'eccezione mentre per tutti gli altri non se ne fa. Io credo che sia la solita storiella di metà legislatura, perché ci si appresta oramai al giro di boa della legislatura, si stanno accorgendo che i siciliani hanno capito che questo governo è immobile. Allora, quando un governo è immobile, quando non si riescono a risolvere le emergenze, allora di chi è la colpa? Dei super burocrati. E dico, ma poi ai super burocrati diamo pure il premio produzione. Chiaro. Dice, insomma, poi la politica, secondo il vostro punto di vista, dice, non riesce a dare le risposte, allora diciamo, tanto la scarica poi sui burocrati, tanto sa che poi là si perde, dice, non succede niente, questo è il tema, no? Di Pasquale. Innanzitutto buonasera a tutti, un saluto anche ai colleghi, all'onorevole Falcone. Niente, è una barzelletta. Quando la politica è incapace, non riesce a determinare le scelte, portare avanti un programma, poi si scarica le responsabilità ai burocrati. Io mi permetto di dire all'onorevole Falcone che si sburocratizza non cambiando i burocrati, ma facendo le norme. Cioè, le norme, fate norme governate a Roma, governate a Palermo, fate norme, non cambiando i burocrati. Quello che servono delle norme, ovviamente, che si muovono verso questa direzione. Io penso che sono passati 2 anni e mezzo di questa legislatura che si aggiungono ad altri 5 anni della scorsa legislatura. Il centrodestra governa da 7 anni e mezzo e siccome si rendono conto che non hanno come raccontare questo fallimento ai siciliani, ora inizia questa barzelletta dei burocrati, però gli verrà molto difficile farla passare ai siciliani. Daidora, rappresenta il partito, insomma, di governo, il partito della Premier, insomma, partito di Fratelli d'Italia, che alla regione non è il più votato, però insomma, rappresenta il partito di governo, proprio partito d'Italia in questo momento. Ma guarda, allora, sotto l'aspetto della questione sulla burocrazia e sull'allarme lanciato dal Presidente, io non mi appassiona molto a questa necessità della rotazione o meno, anche perché sono assolutamente convinto che lì probabilmente un po' si sposta il problema e lo verifichiamo quotidianamente avendo rapporti con gli uffici. Chi poi veramente porta avanti il lavoro, al di là delle indicazioni del dirigente, del super burocrati, sono i funzionari. In questo momento la Regione Sicilia, sotto questo aspetto, da un punto di vista operativo, ha delle mancanze incredibili. Cioè chi istruisce le pratiche, che poi devono avere la firma finale o la decisione finale del burocrate, del super burocrate, sono gli uffici, le cosiddette categorie D, categorie C, che istruiscono tutte le pratiche, perché vedi anche il corretto riferimento che faceva di Pasquale alla sburocratizzazione e quindi a fare delle norme che facilitino, ma queste norme noi ce ne rendiamo conto quando le legiferiamo in assemblea, trasferite poi agli assessori competenti perché le mettano in pratica, e poi ci vogliono gli uomini che le mettono in pratica. E in questo momento la vera deficienza che la Regione subisce in virtù di un blocco di assunzioni che negli ultimi 10 anni ha chiaramente impedito di rimpinguare gli organici, che invece sì in qualche modo venivano eliminati dai pensionamenti, sono state fuoriuscite enormi. Questo è un momento di ricambio generazionale nel quale a noi serve tantissimo acquisire nuove unità di personale, tant'è che il piano di assunzioni pubblicizzato da qualche settimana prevede oltre 1000 assunzioni, che ci permetterebbe di, fatte delle buone leggi, fatte in modo condiviso con l'opposizione, con la maggioranza discutendo, per facilitare i processi, ci permettono poi di raggiungere gli obiettivi. Quindi il dirigente va bene, può ruotare, ci sta che qualche assessore magari ha lavorato bene con qualche dirigente e quindi preferirebbe non ovviamente continuare ad averci rapporti, ma il vero problema è riformulare l'organizzazione complessiva burocratica e mettere le condizioni di fare le cose, altrimenti noi è inutile che facciamo leggi se poi dopo 6 mesi, 7 mesi i decreti attuativi, i decreti esecutivi, i mandati di pagamento quando parliamo di processi di pagamento e quindi di immissione delle risorse nel mercato economico, tutto viene rallentato.
E questo è quello che va eliminato. Però il tema però è, poi bisogna raccontarlo e spiegarlo ai siciliani. Falcone era assessore anche nella precedente legislatura col governo Musumeci. Stessi problemi. Guardi, noi abbiamo firmato, l'assessore Falcone lo sa, abbiamo firmato con lo Stato l'anno scorso l'accordo che ci ha permesso una volta per tutti di mettere fine a quel blocco di assunzioni che avevamo ed era tassativo e che ci permetterà da quest'anno di rimpinguare le file delle strutture burocratiche. E lei dice solo un problema di numeri, di organici, di numerico. Guardi, se in una struttura che deve lavorare, ma anche di cancelliere, ma noi possiamo avere anche tante risorse, ma tante risorse economiche, se poi però non riusciamo a metterle in campo e a lavorarle, facendo delle buone leggi condivise con tutti quanti ovviamente i colleghi, ma poi non le mettiamo in campo attraverso delle procedure, delle prassi veloci, diventa difficile, diventa complicato, quelle risorse non si spendono. E quindi questo è il grave danno. Allora, il tema, diciamo, proprio delle risorse. Condorelli, Miriam, siete tutti aperti, mi raccomando, non vi parlate addosso. Prego. C'è una grande, non vorrei rompere questo idillio a carico dei burocrati, ma una grande burocrazia purtroppo rispecchia l'inattività della politica. Pensate che per esempio noi siamo in piena emergenza siccità, ma nel settore dei consorzi di bonifica si attende da 30 anni la riforma e sono tutti commissariati. I commissariamenti sono la via più breve e più comoda per la politica, innanzitutto per nominare e poi anche per fare finta di gestire, ma purtroppo i nodi vengono al pettine. Ho intervistato il direttore nazionale dell'ANBI, Gargano, che purtroppo è disperato per il caso Sicilia, la manutenzione degli alvei, dei torrenti, c'è un problema serio di assetto idrogeologico, di programmazione dei progetti che sono stati persi anche i fondi del PNRR. Quando finirà il commissariamento burocratico di questi consorzi di bonifica e l'Assemblea regionale siciliana finalmente farà questa riforma? Punto interrogativo. Chi risponde? Mi aggancio a quello che dice Antonio Condorelli, perché lo stesso tema per esempio c'è sull'ex provincia, d'accordo? Cioè sono gli stessi super burocrati, esatto, di cui abbiamo scritto, di cui scriviamo da settimane in realtà, che poi una volta a settimana vanno a dirigere i liberi consorzi. È chiaro che non gli si può chiedere i miracoli. Faccio un altro esempio: tu poco fa nominavi Margherita Rizza, burocrate bravissima, ma che contemporaneamente guida la burocrazia regionale ad interim da quando è venuta a mancare Maria Mattarella, segue il suo dipartimento affari extraregionali in capo alla presidenza della regione ed è a capo della FOS, dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Anche in quel caso si tratta di un commissariamento. È come dire, tutto questo perché la politica nel frattempo, per non litigare ulteriormente, decide di non decidere, scarica tutto sui burocrati e poi alla fine è colpa dei burocrati se le cose vanno a rilento. Troppo facile forse. Ecco. Chi deve intervenire? Di Pasquale ho sentito. Sulle province è semplicissimo. Sulle province, quando allora insieme con Crocetta, ve lo ricordate, abbiamo applicato la Del Rio, è stato uno scandalo. Il primo fu Musumeci a dire: quando andremo noi al governo noi riporteremo le province di nuovo nelle mani dei cittadini. Sono trascorsi 7 anni e mezzo, pur di non andare a votare, perché l'unica votazione possibile è quella di secondo livello, e lasciare i commissari che poi determinano cose a volte assurde. Lo sai cosa è successo, Falcone, nella mia provincia? Nella mia provincia si sta andando verso nella mia ex provincia Libero Consorzio si sta andando verso un concorso di dirigente amministrativo che vede l'unico partecipante, questo apprendiamo nella stampa, l'attuale direttore generale che era stato nominato dal commissario. Cioè, cose che non ho visto mai nella mia esperienza politica. Certo, conviene lasciare i commissari. Com'è che non lo si comprende? E hanno utilizzato il bluff dell'elezione diretta, che è una cosa impossibile. Io allora l'ho detto in assemblea, quando hanno rinviato l'aula, ho detto che siete degli imbroglioni. E ad aprile, quando voi dite ci sarà l'elezione diretta, i cittadini andranno a votare, se
andremo a votare, l'imbroglione sarò io. Se non dovessimo andare a votare, quindi significa che avevo ragione io e l'imbroglione sarete voi, è quello che state dimostrando. Allora, facciamo rispondere anche Falcone, non so se Emiliano Abramo vuole intervenire. Falcone ovviamente, che è abituato ormai ai tempi europei del minuto, qui si è rituffato, diciamo, nell'atmosfera. No, soltanto per dire al collega Di Pasquale che, voglio dire, quando uno parla e tra l'altro rappresenta un partito, deve per capire quello che fa il proprio partito, perché Caronello, tu ricorderai che l'ultima volta il rinvio che è stato fatto alle elezioni delle province si è fatto grazie a un emendamento estraneo alla materia di cui si discuteva, che poteva essere ammesso soltanto se vi fosse stata la unanimità di tutti i gruppi parlamentari. Il tuo gruppo parlamentare purtroppo votò per il rinvio, quindi gli imbroglioni sono stati tutti coloro che erano certamente assolutamente l'ammissibilità dell'emendamento. Sto parlando dell'ammissibilità dell'emendamento. Quell'emendamento non poteva essere ammesso diversamente. Seconda cosa, quando alcuni anni fa hai parlato di Nello Musumeci, ti vorrei ricordare che era stato approvato un disegno di legge a firma di Musumeci, Falcone, Formica, Cordaro nel 2017, il quale reintroduceva l'elezione diretta dei presidenti delle province, che venne poi impugnato e venne dichiarato costituzionalmente illegittimo. Perché avete preso dopodiché ferma, ti prego Nello, Nello, ti prego, io non ti ho interrotto, vorrei ricordarti, la Corte Costituzionale vi ha detto prego non interrompermi, Nello, soltanto io ti dico, Nello, ti prego, soltanto concludo, vorrei ricordarti due cose. Primo, che nel 2020, quando eravamo in pandemia, potevamo votare per il secondo livello, io feci un intervento spogliandomi dal ruolo assessoriale, andai al pulpito da deputato semplice e invocai tutti, anche il Partito Democratico, a non rinviare le elezioni. Bene, il risultato fu che anche voi avete votato per il rinvio, così come lo avete fatto l'ultima volta. No, Caronello, la vergogna è vostra, tant'è che i cittadini poi vi ripagano per quello che fate. Voi siete maggioranza e avete determinato voi la non elezione, è una vergogna, ma è una faccia tosta veramente. No, sai che sei in torto, mi dispiace, sai che sei in torto, sai, lo sai, e quindi allora, non facciamo così. Buono Di Pasquale, un attimo. Sono così scemi siciliani. Vabbè. Aspetta, allora Norelli dice consorzi di bonifica, un attimo, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo diciamo, anche con questa storia delle province che veramente è diventata ormai lo dice Emiliano Abramo, non l'ho detto io. Pubblicità. Rientriamo in diretta, stiamo parlando delle province e dell'ipotetico ritorno al voto. Si dice che si voterà ad aprile, Miriam, è così, si voterà ad aprile per queste province, elezioni di secondo livello, lo ricordiamo, quindi con i consiglieri, con sindaci e consiglieri comunali. Quindi non ci sarà la classica elezione con i volantini, i candidati, eccetera. No? Una via di mezzo che almeno dovrebbe riportare un po' di governance politica all'interno delle province, delle città metropolitane e dei consorzi bonifici. Sì, Luca, sinceramente non so cosa si potrebbero inventare a questo punto, d'accordo? Perché c'è il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, che è stato chiarissimo nel dire, senza un'indicazione scritta precisa da Roma, io non autorizzerò più alcun tipo di richiesta di proroga del voto, d'accordo? E la finestra temporale è quella di aprile, d'accordo? Le domeniche sono 4, di mezzo c'è la domenica delle Palme e la domenica di Pasqua, quindi può essere soltanto o la prima, che è il 4, o l'ultima, che è il 27. Verosimilmente si va verso il 27 aprile, ecco, con una serie di incognite e con i partiti in grande preoccupazione, perché la verità vera è che con le elezioni di secondo livello
gli amministratori locali avranno il potere in mano anche di scompaginare le coalizioni che le segreterie dei partiti cercheranno di mettere quello è il insieme. tema, eccolo là, viene fuori poi piano piano, insomma è quello il tema. Abbiamo detto tante volte chi ha paura dei consiglieri, dei presidenti, degli assessori provinciali, insomma scompaginano un po' il piano. Marco Falcone, non c'è questa preoccupazione, invece c'è una legittima aspettativa che ancorché di secondo livello si diano delle governance a tutte e 9 le province e città metropolitane di Sicilia e quindi si dia anche una responsabilità politica che non può essere abdicata soltanto ai burocrati, a quei burocrati che molte volte hanno una duplicazione di incarichi e non riescono ad adempiere adeguatamente agli stessi. C'è una data che preferisce? Falcone, a proposito, ma Forza Italia è favorevole a liste unitarie di tutto il centro-destra? No, le liste saranno, per quanto mi riguarda, ma mi sono anche confrontato con il segretario regionale, noi faremo delle liste di Forza Italia come questa spilletta che porto io, perché è giusto che sia così. Quindi... giusto, non l'ho neanche ben compresa io questa idea la lista si perderebbe, no? Una lista unitaria eventualmente si potrebbe fare in qualche piccola provincia, ma giusto per aiutare qualche alleato, cioè la lista di Forza Italia ad esempio a Catania, laddove, come dire, noi siamo un partito che ha una sua presenza, è chiaro che non possiamo abdicare il nostro ruolo, ma così come a Palermo, lo potrei dire a Messina, cioè noi siamo presenti in tutto il territorio. Poi se in qualche parte della Sicilia dobbiamo aiutare, cooperare qualche alleato, che ben venga, allora a quel punto è giusto che un partito che ha qualcosa in più abbia anche la sensibilità di cedere qualcosa agli altri. Perché ride Di Paola? Perché sta ridendo? Cioè, perché? Che fanno lista unitaria del PD, no? Voi fate la lista del campo largo, no? Perché si vogliono soffiare 2 province. Ridevo, caro Luca, perché pensavo al fatto che la Lega, e non so se l'ha sottoscritto pure una parte di Forza Italia, ha presentato a Roma un emendamento per ripristinare il voto diretto delle province, legandolo all'emergenza siccità. Dico, questa è, guarda, l'ultima delle castronerie che riguardano le elezioni delle province. La verità è che nessuno dice. Le province in questo momento sono svuotate di dipendenti, cioè sono carrozzoni, ahimè, praticamente vuoti. Sono rimasti dei servizi ovviamente in capo alle province, ma non ci sono funzionari, non ci sono dirigenti, non ci sono ingegneri, non ci sono architetti. Io non capisco perché la politica da 8 anni, e dico 8 anni perché noi come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto da pungolo sotto questo punto di vista, non capisco perché si continua a litigare sull'elezione diretta, sulle elezioni di secondo livello, quando eventualmente in una possibile elezione diretta andrebbe a votare forse il 25% degli aventi diritto dei siciliani, perché nelle ultime regionali sono andati a votare il 42-43% dei siciliani per le regionali, e c'era l'election day. Se non si capisce questo, e oggi si sta discutendo, cioè il centrodestra discute sull'elezione diretta, ma la grande brutta figura che andremo a fare sull'elezione diretta eventualmente è che andrebbe a votare il 20-25% dei siciliani, cioè solamente gli addetti ai lavori. La verità oggi qual è? Però tutti i torti, però. È un po' pessimista. Non è un po', no, bravo, adesso coinvolgo anche lei, insomma, no, dico, è un po' questo, no? Il tema dell'astensionismo, insomma, è presente. Il primo partito d'Italia è il partito dell'astensionismo. Luca, il discorso qual è? Che questo giochino delle elezioni dirette, ahimè, il centrodestra se l'è portato avanti perché chi ha sostenuto i candidati alle regionali del centrodestra oggi si aspetta la candidatura alle province, perché questo era stato promesso a chi ha sostenuto i candidati di centrodestra. La verità è che oggi questa cosa è un fallimento di Schifani, perché io ricordo che era il suo primo punto, il punto del programma, elezioni dirette. Qua in Assemblea regionale siciliana li abbiamo fatti andare giù 2 volte. 2 volte hanno portato la legge sul ripristino fantomatico delle elezioni dirette e 2 volte è stata Quindi anche bocciata. voi avete votato per non votare. Quindi stai confessando, qualcuno direbbe, senza la domanda. Cioè non c'è stata, senza domanda c'è stata la risposta. No, perdonami, però dico. La Corte Costituzionale non si può votare con elezione diretta
con la legge del Rio in vigore. Avete preso in giro per 2 anni e mezzo i siciliani, nel frattempo che i servizi in giro per le province sono carenti e l'emergenza siccità non si risolve mettendo il presidente della provincia. Questo è chiaro. Infine dico, togliamo i commissari, perché non è possibile che sindaci e consiglieri comunali da 8 anni vengono presi in giro, perché se è un loro compito dato dalla legge per fare elezioni di secondo livello, per fare un organo di secondo livello, quella cosa va rispettata, e da 8 anni in Sicilia questa cosa è bloccata. È intervenuta la Corte Costituzionale che vi ha detto che stavate combinando un pastrocchio, e voi avete risposto con l'emendamento a Roma, e ci hanno preso in giro da tutta Italia, dove diciamo che l'emergenza siccità si risolve con il ripristino delle elezioni provinciali. Io dico, andiamo avanti sotto questo punto di vista. Adesso saranno di secondo livello, quello non si potranno fare, quello è un dibattito poi ovviamente politico. Emiliano Abramo diceva però una cosa condivisibile di Paola, no? Cioè, nel senso, se si fa un'altra elezione a suffragio universale, il rischio è che vadano ancora meno persone a votare rispetto a quelle che oggi vanno a votare. C'è una disaffezione, lei rappresenta un po', come diceva Marco Falcone, la società civile, cioè il mondo che non è direttamente interessato, diciamo che non è il professionismo della politica, però insomma questo è... No, intanto saluto tutti. Nuccio Di Paola ha ragione quando nella prima battuta parlava di uno strabismo. Da una parte noi scarichiamo la responsabilità ai burocrati, lo possiamo estendere ai commissari, dagli altri riconosciamo dei premi. Questo va detto perché è uno di quei temi che crea una disaffezione, e quindi ha ragione pure Condorelli quando parla di un sistema pachidermico. Vuol dire che è anche difficile ricondurre ad un'amministrazione alle ultime due. Purtroppo è figlio di una cultura politica che ha fortemente scoraggiato la cosiddetta società civile o l'elettorato. Io credo che dobbiamo parlare delle cose che interessano fortemente alla gente. I temi concreti ne sono usciti parecchio durante questo dibattimento, e quindi credo che non siamo in tribunale. No, in questo dibattito lo dico in maniera diversa. Però qualche tono. Comunque andiamo avanti. C'è l'avvocato. C'è l'avvocato di Tone che... La cosa che voglio dire, credo che il tema sia, noi sentiamo il bisogno, come ci dice la Costituzione, di avere una rappresentanza vicina alla gente come quella delle province. Quando non l'abbiamo avuto ne abbiamo sentito oggettivamente la mancanza. Il tema. Detto questo, io credo non bisogna avere paura, secondo me, di correre il rischio, anzi, venga il voto... Anzi, dobbiamo spiegare alla gente che bisogna andare a votare, perché questo è non è che rimandando il problema lo risolviamo, ma va bene anche un'elezione di secondo livello. Non dobbiamo avere paura del voto, perché il vero problema è che il voto costruito delle province ha partorito tante disfunzioni in termini di servizi per i cittadini. Voglio dire la scuola, perché è un tema importantissimo. Guardiamo la sicurezza nelle scuole, o anche il tema della dispersione scolastica è un tema che ha riguardato nel passato le province, e questo è un tema che ci dobbiamo porre. Al contempo c'è un altro discorso veramente importante, cioè che la gente va rieducata a tornare all'urna, e non dobbiamo avere paura di dircelo, e quindi parliamo di cose concrete, e qui remiamo tutti alla stessa parte, perché è evidente che il tema della democrazia e della democraticità non si può rinviare più in Italia, ma soprattutto in Sicilia, che è un nostro dramma. Allora, chi è? Miriam, dimmi. Miriam, ho una domanda per Falcone. Prego. Che è dall'inizio che non trema, ormai è così, ormai ha preso l'aplomb europeo, quindi insomma non... Sì, è vero, lo vedo molto, molto più british, già lui ce l'aveva un po' questa cosa. Falcone, mi perdoni, ma circa un mese fa, forse qualcosa in più, avete fatto una grande iniziativa con Antonio Tajani in Sicilia per ricordare la figura di Don Sturzo. In quella situazione il presidente della regione era assente. Cos'è cambiato da quell'appuntamento al pranzo alle terrazze di Mondello di ieri? Si mangiava meglio a Mondello? Nulla, l'abbiamo nessun problema, nel senso che col presidente Schifani avevamo anche convenuto che potevamo realizzare un'iniziativa proprio di partito, e lo abbiamo fatto ricordando una delle figure
più importanti della nostra storia repubblicana, che è appunto, e non solo, che è appunto Luigi Sturzo. Vorrei ricordare che Luigi Sturzo è stato il padre del cattolicesimo europeo, del popolarismo, del cattolicesimo sociale. Vorrei ricordare che Don Luigi Sturzo, assieme a De Gasperi, Adenauer, sono i padri della nostra Europa, e vorrei infatti dire che c'è una sala a Bruxelles che è intitolata appunto a De Gasperi. Quindi l'Italia ha una grande presenza in questo senso verso un europeismo. Vorrei ricordare che oltre ad Antonio Tajani, il presidente della Europa, del Parlamento europeo, c'è stato anche Scelba di Caltagirone sempre. Quindi in questo senso facemmo quell'incontro a cui abbiamo come dire, invitato veramente gran parte della società civile, intelligenze dell'università e non solo, e anche del mondo cattolico, che hanno dato un loro contributo. Il presidente Schifani, come dire, era impegnato in altra sede, ma tutto il partito era presente, 10 parlamentari regionali, il segretario regionale, e ieri invece abbiamo anche parlato a Mondello, abbiamo parlato invece di una seconda iniziativa di carattere nazionale, sempre con il segretario nazionale Antonio Tajani, che si farà appunto a Palermo, ma ne parleremo più in là, perché anche questa sarà una grandissima iniziativa su un tema molto attuale, per cui il partito oggi... Qual è il tema? Ma il tema sarà la giustizia, ma poi sarà detto, ecco, non vogliamo anticipare nulla. Certamente Forza Italia oggi, da partito moderato, da partito di centro, vuole interpretare, vuole, come dire, raccogliere quel malcontento a cui il professor Abramo faceva riferimento, che appunto dobbiamo abituare la gente a ritornare a votare, cioè lo scrutinio dell'elettore diventa essenziale come giudizio diciamo così, anticipatorio, e giudizio poi successivo, quindi in termini di valutazione del comportamento. Da un lato la fiducia, dall'altro lato il consenso o la disistima dell'elettore nei confronti di chi aveva avuto in precedenza una, diciamo così, una linea di credito. Senta Falcone, diciamo, lei ha citato questo appuntamento che c'è stato qualche settimana fa a Caltagirone, patria appunto di Don Luigi Sturzo, e diciamo, a questo poi sono seguiti tanti eventi che hanno coinvolto il mondo diciamo, dell'elettorato cattolico, chiamiamolo così, probabilmente con una semplificazione, fino all'ultimo evento che c'è stata alla comunità di Sant'Egidio, dove è arrivato il cardinale Zuppi, segretario della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. La CEI si occupa, lo dico per i nostri ascoltatori, anche di temi diciamo, legati alla vita reale delle persone, non solo diciamo, temi che riguardano la Chiesa, ma dà anche indicazioni, direttive diciamo, sui fatti diciamo, della quotidianità. Quindi diciamo, un vero e proprio esponente diciamo, di pensiero della comunità di Sant'Egidio, Monsignor, anzi il cardinale Matteo Zuppi, che è diciamo, proveniente ovviamente dalla comunità di Sant'Egidio, che ha raccolto a sé poi anche tanti politici, no? Figure istituzionali per carità, però diciamo che dialogano con questo mondo. Allora una domanda noi ce la siamo fatti, visto che ritorno a quello che diceva lei Abramo, visto che si è perso nel tempo l'elettorato, è un po' un elettorato disilluso, proprio questo elettorato che una volta magari votava i partiti moderati, i partiti di centro, la Democrazia Cristiana, allora noi ci siamo chiesti, ma questo voto dei cattolici oggi dove sta andando a finire? Non è che i politici, insomma, se ne sono accorti dopo Berlusconi, diciamo che lo aveva un po' coinvolto l'elettorato moderato, anche quello dei cattolici, e poi non è che se ne stanno andando un po' a destra, troppo a destra, troppo a sinistra, perché non cerchiamo di raccogliere? Allora magari quella di Tajani potrebbe essere un'iniziativa anche in questo senso. In questi giorni anche le iniziative di Prodi con proprio del Rio, che cercano anche di come dire, avvicinare al mondo del centro-sinistra questo elettorato. Franceschini stesso, che è l'inventore di Ellis Line, però si è accorto anche che questo Partito Democratico, e qui guardo Nello Di Pasquale, manca
quel pezzo di elettorato che gli farebbe fare il salto di qualità. Ecco, non è che c'è una caccia a questo mondo, diciamo, a questo voto dei cattolici. Lo chiedo a lei perché insomma è impegnato anche in questo mondo. Ma io credo che la politica, più che del voto dei cattolici, che poi non è mai organizzato come si poteva immaginare negli anni *80, si deve ricordare che i cattolici vanno a votare. A me piace quando sento parlare di Don Sturzo, ma Sturzo e De Gasperi con lui, quando parlavano dell'Europa che immaginavano, ed era un'Europa a cerchi concentrici, invece loro parlavano di Euro-Mediterraneo, si parlava di Eurafrica in modo speculare rispetto a quello che si diceva in Senegal, cioè c'era una visione. È ritornata la guerra in Europa dopo la guerra mondiale, è un fatto che doveva farci sentire più europei, invece ce lo siamo dimenticati e al Parlamento nazionale con facilità abbiamo votato sì all'invio delle armi e ridicolizzato il partito di chi diceva no alle armi, come anzi addirittura era diventata quasi bandiera di una parte politica, ma noi siamo figli della seconda metà del Novecento, dei movimenti pacifisti, di Assisi 86, di tante cose ancora. Ecco, il voto dei cattolici vuole dei contenuti, invece a me sembra che c'è una politica che a volte si appassiona nel guardare troppo l'ombelico, la dinamica e quindi gode di un elettorato ridotto, poi a ridosso di qualche elezione a un certo punto si ricorda che c'è voi cattolici, ricordando a me stesso e a chi ci ascolta che la Chiesa è una delle due grandi scuole di politica tradizionale insieme alla scuola del PC e sono venute meno tutte e due. L'assenza di scuole è uno secondo me dei motivi della mancanza di un voto organizzato, la risposta che i partiti nella loro proposta offrono è quella di un uso di una sensibilità cattolica, ma non intercettano pienamente, se non in alcune espressioni. Per me il tema della pace, dello ius scholae, della cittadinanza, del Mediterraneo sono i temi sui quali dovremmo veramente organizzare il voto dei cattolici, se di questo stiamo parlando, ma un voto responsabile. Sono e su questo temi siamo di centrosinistra o di centrodestra questi, in questo momento? Ma in realtà storicamente direi alcuni di questi sono temi tipici del centrosinistra, penso il tema della pace perché ha alzato forte a volte questa bandiera, anche a volte in modo ideologico, ma non ha avuto sempre un riscontro pratico dentro il Parlamento. Penso al PD che ha votato sì all'invio delle armi con facilità in Ucraina, è un pezzo della sinistra, non è tutto, per un fatto che a me personalmente non è andato giù. I cattolici impegnati a destra su tante cose si sono anche chiusi gli occhi, cioè si è svilito dei grandi contenuti di storia sturziana, ma anche lapiriana, De Gasperi e tanti ancora. Io invece credo che ci sia anche un modo responsabile di fronte alla paura di un mondo che precipita, anche nel linguaggio. Il trumpismo è qualcosa di molto distante rispetto al dialogo e al linguaggio al vocabolario dei cattolici. Tutta questa roba qui... In questo caso, per esempio, taglierebbe fuori una fetta di rappresentanza politica, dico il trumpismo, questa vicinanza, anche, che è quello rappresentato da Fratelli d'Italia, probabilmente c'è meno feeling di questo modo. Io credo che Fratelli d'Italia non è il trumpismo e non amo le semplificazioni, credo che Fratelli d'Italia stia dialogando, abbia scelto una linea precisa a partire dalla Premier Meloni, però per quanto i toni di Fratelli d'Italia a volte sono stati netti su tante situazioni, non sono secondo me ancora sovrapponibili al trumpismo. A me preoccupano personalmente, ma detto ciò mi preoccupa ancora di più una lunga ondata trumpista che invece potrebbe esasperare in alcuni governi, compreso quello italiano, delle posizioni che potrebbero tagliare le gambe, per esempio al tema della società del convivere, che io lo vedo come unico destino di qualsiasi società mediterranea, compresa la nostra. Dario Dedone, voglio sentire un po' l'opinione di tutti su questo tema che secondo me è, come dire, è una leva. Chi è? Di Pasquale, vai. Io, se non mi dice chi sei, però io, Di Pasquale, vai, Nello Di Pasquale. Allora, innanzitutto saluto, non avevo visto gli altri ospiti, sia Dedone sia Emiliano che certo, io penso che Don Sturzo quando sente parlare a Falcone si gira nella tomba, perché da quanto tempo è che non lo dice uno che lo rivitalizziamo, che la Democrazia Cristiana hanno parlato. Io sono stato l'ultimo segretario regionale della DP, un trascorso
della DC di tanti anni e sono uno che si rifà sia a Sturzo sia a De Gasperi che quanto alla Pira, come ha detto bene Emiliano. C'è cose di cui voi non avete completamente nulla a che spartire. Ma poi il motivo perché l'elettorato moderato non è sufficiente andare a Caltagirone e parlare di Sturzo per ricevere i consensi degli ex democristiani, dei moderati. Cioè chi si rifaceva a quelle culture ovviamente non si può vedere oggi come coloro che hanno legittimato il governo di destra nel nostro paese. Cioè mentre in tutta Europa il centrodestra ha alzato muri nei confronti della destra, voi li avete sdoganati, cioè voi gli avete permesso di governare, cioè voi siete stati la stampella principale. Questo non lo vedete, secondo me la figlia di Berlusconi se ne sta rendendo conto, perché nei tavoli importanti in Belgio diventa primo ministro uno di destra. Ma potete Di Pasquale però, di Pasquale, però le ultime elezioni in Europa devo dire cioè Nello non è proprio così in Europa, perdonami, poi attenzione, le tue opinioni non li discutiamo, però quindi proprio a mio avviso voi non siete assolutamente credibili. Cioè io da democristiano ci posso stare all'infinito nel Partito Democratico perché sono antifascista, voi siete coloro che invece ma tu sei tutto Nello, tu in effetti devo dire tu sei antifascista e forse anche fascista. Una cosa volevo dire Emiliano, per quanto riguarda le armi, noi è vero abbiamo inviato le armi a Kiev, ma le abbiamo inviato perché il nostro paese l'abbiamo costruito dalla resistenza e l'abbiamo costruito combattendo, perché il diritto di difendersi è un diritto sacrosanto. Il nostro paese è quello che è anche per la resistenza, per coloro che hanno combattuto. Io lo capisco. Allora un attimo, ci fermiamo un attimo, Di Pasquale un attimo. Allora Di Pasquale, Di Pasquale un attimo, alto. No, normalmente io ho un solo obbligo, che è quello della pubblicità, quindi noi dobbiamo fermarci un attimo, dopodiché c'era Emiliano Abramo che voleva intervenire proprio su questa diciamo su questo punto delle armi, Marco Falcone che vuole replicare, Daidone che non si sente trampista, Miriam Di Peri che ha detto a Di Pasquale che è diventato cattivissimo, Nello poi chi c'era? Di Paola, che ovviamente tutta questa cosa non ho capito, in tutto questo equilibrio non ho capito dove posiziona il Movimento 5 Stelle, e poi prima della chiusura vorrei che mi raccontasse un altro che non si capisce dove va, se a destra o se a sinistra, che è Cateno De Luca, che è stato proprio con Nuccio Di Paola proprio in queste ore. Quindi pubblicità e poi ritorniamo con tutti questi temi. Rientriamo all'interno del punto di oggi in diretta, stiamo dibattendo l'argomento di questa parte della trasmissione, il voto dei cattolici. Per chi votano i cattolici la domanda è semplicissima, l'abbiamo chiesto a Emiliano Abramo, presidente della comunità di Sant'Egidio di Catania, e lo abbiamo chiesto ovviamente anche ai nostri ospiti, Dario Daidone di Fratelli d'Italia, deputato regionale, l'europarlamentare di Forza Italia Marco Falcone, che è anche vice capogruppo della delegazione italiana del Partito Popolare Europeo. Proprio a proposito di cattolici, no? Più al centro che in Italia il partito di Marco Falcone. Il nostro Antonio Condorelli, sempre in studio con noi, anche a lui vorrei chiedere, secondo lui, per chi votano questi cattolici. Poi Nello Di Pasquale, deputato regionale del Partito Democratico, Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, e poi c'è la nostra Miriam Di Peri, giornalista del quotidiano La Repubblica. A lei proprio. Per chi votano i cattolici? Per chi vota? Chi ha parlato? Sono Antonio. Per chi votano i cattolici? Io ormai oggi mi sto perdendo tutti. Vai, Antonio. Per chi votano i cattolici? Intanto diciamo che molto spesso cambiano partito, perché possono stare in Forza Italia, come lo è stato anche Nello Di Pasquale, poi passare alla lista Crocetta, ora è da lungo tempo comunque nel Partito Democratico. Non so se sono stati anche insieme con Marco Falcone, forse Marco Falcone era in un altro posto, ma mi sembra di no, mi sembra che è stato sempre nella sua posizione, quindi possono anche cambiare partito, però gli elettori per chi votano? Gli elettori purtroppo votano in modo prevalentemente clientelare, quindi il credo che maggiormente viene praticato è quello del do. Le facce qua dicono
questa è la verità. È utilizzato... Allora, poi... No, Luca. Miriam. Eccomi. In realtà volevo, come dire, portare una considerazione che io e te avevamo anche fatto al telefono qualche giorno fa, se non ricordo male. C'è evidentemente un centro moderato che sta cercando di smarcarsi dagli estremismi, e lo vediamo da una parte e dall'altra. Come dire, nei giorni scorsi così togliamo pure l'elefante, ecco, in mezzo. Abbiamo raccontato sulle pagine di Repubblica come in qualche modo Emiliano Beramo, che viene riconosciuto come un interlocutore di quel pezzo di mondo, cerca di smarcarsi dai partiti che da una parte e dall'altra provano a mettergli il cappello in testa rispetto alle iniziative che promuove. Però mi viene in mente anche l'esempio di Palermo, d'accordo, di Roberto Lagalla, eletto sindaco senza un partito alle spalle, con un percorso comunque di civismo dialogante, tanto col centrodestra moderato quanto in fondo con un pezzo di centrosinistra moderato, al di là dell'essersi smarcati di alcuni suoi assessori, sono degli uomini evidentemente vicini a Davide Faraone e a Italia Viva. Quindi ecco, in Sicilia, che è sempre stato un grande laboratorio politico, stiamo assistendo a dei tentativi di dialogo che non sappiamo dove porteranno, però effettivamente è un dialogo che giornalisticamente vale la pena di raccontare e su cui puntare i riflettori. Ecco. Sottolineo che l'unico momento in cui la comunità di Sant'Egidio, rappresentata qui da Emiliano Beramo, ha avuto un ruolo importante in politica è stato con il ministro Andrea Riccardi, e lo ha fatto in un governo tecnico, quindi anche lì senza connotarsi di colore politico. Se posso, Miriam è stata attenta ed è stata brava a raccontare questi fatti, e io vorrei essere anche qui chiaro. Né Schifani, né Galvagno, né chi che sia è venuto a offrire un posizionamento, un assessorato o una tessera di partito da fare. E qui i partiti devono capire una cosa, mi permetto di fare un po' quello che tira le orecchie, perché sono chiaramente in dialogo in modo responsabile con chi è responsabile di governo e di opposizione nella nostra isola, che è a volte l'immobilismo della politica o di alcuni partiti non può costringere la Sicilia a star fermi, ma ci sono dei luoghi in cui nascono nuovi paradigmi. Sant'Egidio è uno di questi, perché i poveri hanno difficoltà e si sentono esclusi dalla vita politica. Un'isola che è la seconda regione più anziana d'Italia, e l'Italia è la seconda nazione più anziana al mondo dopo il Giappone, chiede: ma come facciamo a vivere? Il tema è che non viene più a bussare alle porte dove si consumano le decisioni, e lo dico con serenità, però bisogna raccontare la verità, e vengono spesso a bussare nelle porte dove dove gli viene aperto e dove vengono ascoltate. Allora esistono fortunatamente dinamiche sane, e che il presidente della regione, che oggi si chiama Schifani, ascolti, e infatti sta rifinanziando la legge regionale sulla povertà, o abbiamo aperto un discorso sulla legge degli anziani, è un fatto del quale dobbiamo essere contenti. La connotazione politica di questo fatto non deve entrare, è la responsabilità di governo, un modo sano di dialogare. Quello che io chiedo invece alle opposizioni in questo, di dare anche segni di vita a supporto di ciò che è giusto, perché la disaffezione dei cattolici, ma permettetemi anche la gente comune, perché i cattolici non sono il 60% dell'elettorato in Sicilia, va bene? Passa dal fatto che avete disatteso largamente non le domande, l'ascolto. Tant'è vero che, dal mio punto di vista, e mi dispiace se lo dico in modo concitato, con più facilità vengono a bussare alla porta di Sant'Egidio piuttosto che alle porte delle istituzioni. A noi il dovere, e alle istituzioni altrettanto in modo speculare il dovere di risponderci. Questo può creare delle dinamiche sane. Chiarito questo, scusate se faccio un passo indietro, ma per me è importante. Caro Nello, con grande simpatia, tu racconti la Resistenza, ma è una storia di 150 anni fa, e quando già Sturzo aveva detto mai più la guerra, e voi lo siete dimenticato, perché Sturzo ha profetizzato, visto che tu ne parli, mai più l'uso della guerra, e questo dobbiamo dire, non si può essere sturziani a intermittenza.
Primo. Seconda cosa, l'Europa, lo dico a un autorevole referente della Sicilia in Europa, l'Europa nasce nel dire mai più la guerra. Perché la CECA nasce per nazionalizzare il carbone e l'acciaio in Alsazia e Lorena. Non si può da europei e da sturziani riabilitare la guerra. E dico un'ultima cosa, anzi la recupero perché l'ha detto un bravo giornalista, Domenico Quirico. Tutto è facile inviare le armi e a votare sì alle armi, perché le mettiamo nelle braccia dei figli degli altri, degli ucraini. Ma se mandassimo i nostri figli a combattere in ucraini, ti assicuro, Nello, lo dico a Nello per dirlo a tutti, che l'Italia diventerebbe un paese di 60 milioni di pacifisti. Il fatto di non avere un senso del noi grande almeno quanto quell'Europa che Sturzo, La Pira, De Gasperi e tanti altri hanno costruito anche con la resistenza per dire basta alla guerra è un ritornare indietro stupido, ignorante, che personalmente mi scoraggia. Daidone e Lucio Di Paola. Cerco di raccolgo una affermazione di Abramo, l'ascolto. Questa categorizzazione della ricerca del consenso cattolico, dico, mi appassiona poco, mi appassiona di più invece la possibilità che la politica ha in questo momento. Daidone, siamo d'accordo, dico, cioè, non mi interessa, dico, però che si rifletta su questa cosa. Ma che si rifletta, guarda, io come ha ricordato qualcuno, forse poc'anzi, sono stato anche, diciamo così, praticante, dico, in Forza Italia, sono stato anche candidato in Forza Italia, dopodiché ho accolto una disponibilità ad inserire, notoriamente sono una persona molto moderata, forze moderate all'interno di dell'Italia, ho accolto quell'invito perché pensavo che potesse essere anche un momento nel quale anche con persone che avevano esperienze diverse potessero confrontare, e così è stato, devo dire. Io ritengo di avere molto spazio, vengo ascoltato, cerco di portare avanti delle istanze, ecco, ascoltato. Giustamente diceva Abramo, c'è il dialogo. C'è il dialogo, ci si può confrontare, e questo credo di anche riuscire a portarlo temi, anche, assolutamente sì, credo di riuscire a portarlo anche ovviamente nel mio contesto istituzionale, in assemblea, dove cerco di ascoltare tutti e cerco di trovare la sintesi, perché poi alla fine tra tutti quelli di cui parliamo, tra tutti quelli che ci confrontiamo nel prendere decisioni, poi sempre un equilibrio bisogna trovare. Questa cosa della contrapposizione secondo me non paga per fare delle cose fatte bene per le comunità, perché poi alla fine il nostro interesse e il nostro dovere, al di là delle appartenenze, al di là delle categorizzazioni, è fare delle cose per le comunità che hanno bisogno. Ne hanno bisogno le comunità che soffrono più delle altre, e da noi ce n'è parecchio. È chiaro che l'assistenza è uno dei veicoli, ma un altro veicolo fondamentale è l'economia. Non ci risolveremo mai da situazioni di criticità se non utilizziamo le corrette strade per alimentare la nostra economia. Gli ultimi dati di Confartigianato parlavano qualche settimana scorsa di un incremento dell'occupazione nella nostra regione, con un dato assolutamente quasi il triplo di quello del resto del paese, il doppio del meridione, che è un segnale, vuol dire, non abbiamo vinto nulla, non siamo arrivati, però è un piccolo segnale di un trend che forse va cambiando, perché io prima di ogni altra cosa darei alle persone la dignità del lavoro, che è la cosa che li renderebbe onestamente autonomi anche di fare le scelte libere e serene. Poi ci sono le fette, chiaramente, quelle parti che non riescono ad essere ovviamente, se non aiutate, e quindi dobbiamo concentrarci per fare quelle cose, e lì la famiglia, che da sempre, dico il mio, ma credo il nostro punto di riferimento, l'essere umano, l'uomo, diventa, non perché sia cattolico o meno, ma perché ha bisogno del nostro aiuto e di essere ascoltato. Lì la politica, e ha fatto bene Abramo a fare riferimento a chi in questo momento governa e ha l'onere delle decisioni, deve sapere ascoltare chi può indicargli la strada, perché spesso magari noi ci immaginiamo anche in assemblea delle soluzioni, delle ipotesi, che poi all'effetto pratico non raggiungono quell'efficacia di cui invece certe fasce sociali e certi ambiti hanno bisogno. Quindi bisogna sapere ascoltare e a volte non innamorarsi delle proprie idee, ma dire, forse una cosa si può fare in modo diverso, raggiunge meglio l'effetto. Allora su questo dobbiamo essere pronti, ma ripeto, una delle cose fondamentali, e in questo momento devo dire le condizioni nella nostra regione ci sono e ci saranno probabilmente nei prossimi anni. Quest'anno cominceremo a vedere gli effetti di alcuni interventi fatti nel 2023, alcuni dal punto di vista economico li stiamo già vedendo. Dico, tutti insieme secondo me si possono dare le strade giuste per dare più ristoro alle nostre comunità, alla nostra popolazione. Questo è quello che dobbiamo fare, al di là di elettorati, trampismi, cose cattolici, interessanti. Poi alla fine durante il giorno tu incontri le persone, devi guardare negli occhi, perché nei loro occhi incontri le difficoltà. Questo c'è un po' il principio ispiratore del Movimento 5 Stelle, in qualche modo, no? Che poi di persone che con onestà, io credo che cercano di fare il proprio dovere. Cioè, senza... Ma guarda Luca, io ti faccio due esempi semplici, velocissimi, per far capire perché poi i cattolici non vanno più a votare e si sentono traditi dalla politica.
Oggi il presidente Schifani e l'assessore Tennino preferiscono mettere soldi per realizzare un istituto per attrarre investimenti dall'estero, quindi mettono soldi e milioni di euro per realizzare un istituto regionale per attrarre investimenti dall'estero, e si preferisce non finanziare una graduatoria già esistente di aziende siciliane che hanno chiesto ristoro per il bonus energia, una misura che tra l'altro aveva fatto l'assessore Falcone. Quindi ci sono più di 400 aziende in Sicilia che rischiano di fallire, c'è un elenco già prestabilito e la regione siciliana non sceglie di finanziare quell'elenco. Ci volevano 70 milioni di euro e avremmo coperto tutte quelle aziende. E allora perché un imprenditore cattolico dovrebbe andare a votare quando poi si fanno queste scelte? Un povero oggi si trova senza il reddito di cittadinanza, senza un strumento che mensilmente gli permetterebbe di sopravvivere, però cosa fa il presidente Schifani? Si inventa la norma dei 30 milioni di euro in finanziaria perché dice che in Sicilia ci sono troppi poveri. E grazie, ce ne stiamo accorgendo adesso che in Sicilia ci sono troppi poveri che non possono andare a lavorare. E allora perché a livello nazionale la Meloni dice che il reddito di cittadinanza o qualunque misura, io non mi appassiono ai nomi, ma qualunque misura che possa dare dignità a chi in questo momento è ai margini della società viene a livello nazionale viene demonizzata, e poi qui a livello regionale Schifani, che ha dentro Fratelli d'Italia e maggioranza, crea questa misura farlocca dei 30 milioni di euro spesi inutilmente per prendere in giro chi oggi è in difficoltà. Questo fa capire che cosa? Che è normale che poi i cattolici non vanno a votare, perché un cattolico o povero o impresario in questo momento si sente preso in giro da chi oggi governa la regione siciliana. A me dispiace dirlo. Come combattere tutto questo? Sicuramente con la credibilità e con il fatto che i partiti politici devono radicarsi, e lo sta facendo il Movimento 5 Stelle sempre di più, per parlare alla gente, ma non solo perché quando mi viene a bussare, e rispondo anche ad Emiliano Abramo, la gente non deve venire a bussare alle istituzioni o ai partiti politici. È giusto che venga a bussare alle associazioni che si occupano di determinate cose come la povertà. Però bisogna attrarre i cittadini siciliani a spendersi anche per modificare questo sistema attuale. E questo come si fa? Creando sedi dappertutto, perché forse quello che prima aveva il Partito Comunista Italiano, ma così come anche la Democrazia Cristiana e gli altri partiti, erano sedi in giro per ogni comune che ascoltavano la rabbia e che ascoltavano le proposte dei cittadini. Forse oggi quello che manca, e il Movimento 5 Stelle sta cercando di sopperire tutto questo, perché noi stiamo lanciando pure una serie di assemblee partecipate in giro per la Sicilia, stiamo partendo con il tema sanità, faremo delle assemblee in giro per le province siciliane, una al mese, per parlare di tematiche vere, per fare un programma partecipato e per portare proposte concrete fin da subito, perché dico solo in questo modo i cittadini vengono coinvolti. E a me non mi sembra che i partiti che oggi governano la regione siciliana abbiano sedi di partito in giro per la Sicilia, ma hanno semmai segreterie dei singoli deputati. Allora questo è quello che bisogna cambiare, caro. E sono convinto che un bel po' di fetta di cattolici voti il Movimento 5 Stelle. Voti il Movimento 5 Stelle. Allora voleva intervenire Falcone anche sulla questione degli investimenti diciamo all'estero. Nello Di Pasquale che ha chiesto la parola, poi non so se i colleghi Miriam, poi c'è anche Emiliano Abramo, insomma, che vuole intervenire. Il tempo ce l'avete tutti qui, quindi guardate, interventi più brevi perché siamo quasi a chiudere. Prego, allora chi c'è? Di Pasquale, veloce. Posso? Prego. Allora, niente, io mi permetto di dire a Emiliano che le opposizioni non è vero che sono assenti, noi facciamo quotidianamente battaglie sui temi che a lui interessano e che interessano le parti più deboli del nostro paese. E purtroppo abbiamo avuto un governo sordo e riteniamo che anche le cose messe in essere, tipo questo intervento per la povertà, sia davvero irrilevante. Non è Di Pasquale il PD che sono d'accordo a mandare le armi in Ucraina. Mattarella, 2 giugno del 2022, giuste le armi all'Ucraina aggredita. E ancora di Mattarella interventi ce ne sono. L'ultimo è stato ultimamente il sostegno politico e militare all'Ucraina
e le sanzioni contro la Russia sono funzionali per far cessare la guerra, non per aiutarla, per alimentarla. La posizione non è del PD, lì mi dispiace, ma ti devo riprendere. Dopodiché io non sono ad intermittenza sturziano, io lo sono così profondamente che da 7 anni sto all'opposizione, a differenza di tanti altri colleghi miei che si spostano e cambiano partito in base a chi vince, a chi governa per gestire. Il sottoscritto ha fatto una scelta tanti anni fa valoriale e che continua ancora a rimanere in una posizione di opposizione, perché non posso avere nulla a che fare con chi aveva mandato in esilio a Dostuzzo, e lezioni su questo non ne prendo da nessuno. Allora, Marco Falcone. Allora, mi fa piacere quello che dice Nello, che quantomeno c'è qualcuno che fa opposizione, perché anche questo è un problema, è diventato. No, voglio dire una cosa, intanto perdonami Nello, dico, consentimi la battuta. Dico, al di là della... Abbiamo speso fiumi di inchiostro su questo tema, che lo riconosciate anche voi, che non avete opposizione o che ne avete molto poca. C'è utilizziamo c'è una condivisione, una larga condivisione. L'opposizione mancano i giornalisti. C'è una, no, non è vero, vabbè. Allora, puntualizziamo alcune cose. Sulla pace o sulla guerra. È vero che il presidente Mattarella ha detto che era giusto inviare le armi. Vorrei ricordare però a tutti, a me stesso, che quando qualche tempo fa il presidente Macron disse armiamo l'Ucraina per attaccare la Russia, il primo a dire noi vogliamo difendere l'Ucraina ma non siamo in guerra con la Russia è stato il ministro degli esteri Antonio Tajani, che da forzista liberale ma anche popolare cerca di coniugare la moderazione con quei principi cattolici, con quei principi del cristianesimo sociale, quindi di solidarietà ma al contempo di equilibrio. E quando noi facciamo delle iniziative valoriali, perché riteniamo che gli incontri con la gente non devono essere fatti soltanto alla vigilia di una campagna elettorale per schierare truppe o per raccogliere suffragi. La politica va fatta costantemente e il pensiero si deve tradurre poi in fatti. Quindi la cosa più bella di chi fa politica è quando riesce a tradurre in fatti amministrativi, fatti concreti, quello che è nella sua sfera intellettiva. Detto questo, vorrei ricordare che oggi Forza Italia rappresenta quasi una pietra angolare di un governo che è vero che è di centrodestra, ma è un centrodestra moderno. Oggi Antonio Tajani da un lato, ma permettetemi, non sono di Fratelli d'Italia, ma vi devo dire che la Giorgia Meloni oggi rappresenta un elemento cardine e soprattutto un esempio per tanti colleghi europarlamentari non solo del Partito Popolare Europeo. Il governo italiano è l'unico governo stabile e solido rispetto a tanti altri governi, a iniziare dalla Francia, a continuare dalla Germania, ma potrei farvi tanti e tantissimi altri esempi che dimostrano come in tanti altri paesi d'Europa la politica è in fibrillazione e invece qua abbiamo un governo che fa le cose, che fa aumentare il PIL, che fa aumentare l'occupazione. Vorrei rispondere al presidente Di Paola dicendo: è vero che in questa finanziaria sono stati messi dei soldi per la povertà, sono stati messi dei soldi per attrarre finanziamenti piuttosto che per finanziare lo scorrimento di una graduatoria, ma quella graduatoria sarà finanziata nelle prossime settimane grazie a delle economie e quindi a delle economie che saranno riprogrammate. Questo significa che quando dicevamo già l'anno scorso, ma anche 2 anni fa, e ricordo un titolo per cui venni attaccato quando dissi che la Sicilia avrà una barca di soldi nei prossimi anni. Bene, io non dissi proprio così, ma dissi che la Sicilia avrebbe avuto tanti quattrini. Bene, oggi la Sicilia ha veramente diversi miliardi in cassa, quando vorrei ricordare che nel passato
la regione siciliana non riusciva nemmeno a pagare gli stipendi e il giorno 8 agosto di qualche anno fa addirittura vennero bloccati i pagamenti perché non si potevano diversamente pagare gli stipendi. Oggi l'assessore Dagnino col presidente Schifani immaginano addirittura di impiegare il nostro denaro liquido, perché se lo mettiamo a reddito al 2% con obbligazioni riusciamo ad avere 100-120 milioni di euro l'anno, immaginatevi. E allora ogni 6 mesi mi suggerisce il presidente Daidone. Allora significa che la politica sta cambiando, certamente il sociale, ma dall'altro lato dobbiamo guardare all'economia. Una buona amministrazione locale, regionale, nazionale è quella che diventa da impulso alla buona economia, alle buone prassi di sviluppo e di crescita. Abbiamo poi l'ultimo giro di commenti perché siamo già a oltre, e io però mi dovete dare tutti almeno qualche minuto per parlare con Nuccio Di Paola, perché io voglio sapere che è successo all'Hotel San Paolo di Palermo con Cateno De Luca. Com'è che le ha detto questa è la casa di Gesù? Com'è che era Nuccio Di Paola? Chi esce non torna più. Questo è uscito allora. Allora, pubblicità e poi parliamo un po' anche di questa nuova linea di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca. Che non funziona. Eccoci qua, stavo ricercando la frase, quella che è stata detta attraverso un'intervista al quotidiano La Sicilia da Cateno De Luca a Nuccio Di Paola, perché oggi, anticipando un po' quello che sarebbe stata la convention che dettava la nuova linea di Cateno De Luca e del suo movimento Sud Chiama Nord, che è rappresentato ovviamente in Assemblea regionale siciliana. Ricordiamo Cateno De Luca è stato candidato alle elezioni regionali e ha ottenuto un gran numero di consensi, quindi insomma c'è sempre interesse anche in quello che fa, almeno fino ad oggi, non lo so, vedremo, lo giudicheranno gli elettori. Che è successo Di Paola a questa convention? Gli ha risposto, io ho ripreso la frase, allora la frase era questa, spari fesserie gratis e vivi felice nella casa di Gesù, questa era. E poi la richiesta di che cosa fosse quel posto che quando ci entri non vuoi uscire più, e chi li sposta quelli dal Parlamento siciliano. Quindi insomma una critica al vostro stare all'interno del Parlamento, senza essere vera opposizione. Quindi lui dice, in questo caso dice, sapete che c'è, io me ne vado a destra. Questa era poi la sintesi, me ne vado col presidente Schifani. Dai, guarda, dico, detto da uno che fondamentalmente fa il deputato non so da quanti anni e da quante legislature e quante volte è stato sindaco, è tutto un dire. No, guarda, dico, Luca, io sono andato lì in maniera chiara e con coraggio, perché dico, Cateno De Luca in questi mesi e in questi anni me ne ha dette a me sempre di tutti i colori, tra l'altro frasi anche abbastanza offensive, però io credo che sia opportuno, e l'ho detto pure durante il mio intervento, che non bisogna perdere nessun giorno da qui ai prossimi 3 anni per convincere i siciliani che un'alternativa a questo governo Schifani è possibile. E ho detto a Cateno De Luca di svegliarsi, infatti ho detto sono venuto qui a darti una scossa, e se non ti svegli nemmeno con questa scossa poi eventualmente ti batteremo, perché l'alternativa al governo Schifani non la si costruisce andando con Schifani, questo è chiaro. C'erano tutti i partiti di centrodestra rappresentati che hanno fatto degli interventi dove hanno, allisciato Cateno De Luca, ed è una novità, perché vedere Fratelli d'Italia, vedere Forza Italia, vedere l'MPA, la Lega che allisciavano Cateno De Luca è davvero una grande novità. Però io ho parlato alla sua platea che ha portato lì questa mattina, e ho parlato pure a lui. Guarda che è un'alternativa a chi oggi sta distruggendo la sanità, a chi oggi sta svendendo 1 miliardo e 300 milioni di euro di fondi FSC per far fare propaganda a Salvini e Meloni sul ponte, o a chi oggi sta realizzando con 800 milioni di euro 2 inceneritori che probabilmente non vedranno mai la luce. Non è costruire l'alternativa. Ora io gli ho detto che al di là di quello che può pensare di me, di quello che può pensare di come costruire l'alternativa, di chi deve essere candidato a presidente, ho detto Cateno De Luca, chiarisciti le idee al suo gruppo, ho detto chiaritevi le idee, perché prima di poter costruire un'alternativa dovete essere chiari su questi temi: ponte, inceneritori e sanità. Se la pensate come
Schifani e come Cuffaro, non mi ha risposto. No, non ha risposto, l'hanno applaudito o no? A me sì, credo che hanno fischiato il rappresentante della Lega che invece diceva che il ponte deve essere fatto prima degli ospedali e prima delle scuole, e la platea ha fischiato. Allora io chi era il rappresentante della Lega? Chi era? Non ricordo il nome, ti chiedi troppo. Ora io dico, Miriam, chi era? No, non lo so, non c'ero, è andato un altro collega a corsi. Ho detto a Cateno De Luca, ci sono 2 anni e mezzo di tempo. Ora io capisco la sua difficoltà perché lui gestisce un contenitore regionale, ha perso 5 deputati su 8 e capisco la grande difficoltà che ha in questo momento di gestire questo contenitore, ma l'alternativa si costruisce da questa parte e non certo così Cuffaro. Va bene, carissimo, daremo anche opportunità ovviamente agli esponenti Sud Chiama Nord di replicare, ovviamente, se vorranno, all'interno della trasmissione. Allora, siamo veramente È rimasta una domanda in sospeso, quella iniziale, quando si additavano i burocrati lenti, e invece noi abbiamo rigirato la domanda ai politici lenti, per esempio sulla riforma dei consorzi di bonifica. 30 anni di attesa, tutti commissariati dalla politica, la Sicilia in ginocchio, gli agricoltori in ginocchio perché manca l'acqua e il territorio si sgretola. Quando sarà approvata questa riforma? Posso? Prego. Perché è corretto, dico, ha fatto questa domanda all'inizio, non ci siamo più tornati. Allora, il disegno di legge che è stato già esitato inizialmente nel 2024 era pronto per l'Assemblea, poi è iniziato il periodo di sessione finanziaria, quindi non abbiamo potuto più esaminarlo. Tornerà in Commissione Bilancio perché un'altra volta bisognerà dare il parere, ma sarà velocissimo, un giorno si dà, e tornerà in Aula perché è già pronto. Dopodiché si aprirà ovviamente una discussione generale in Aula perché chiaramente il disegno così com'è può tranquillamente essere migliorato e valuteremo. C'è stato un percorso, devo dire, anche di approfondimento dal punto di vista economico, nonostante il disegno di legge così com'è non aveva visibilmente impatto economico, ma capiamo bene che la crisi in cui sono caduti i consorzi di bonifica era legata ovviamente anche a fattori di tipo economico, quindi capire ciò che è avvenuto nel passato per non ripeterlo nel futuro. Quindi abbiamo avuto anche qualche mese anche di scambi, di comunicazioni con il precedente assessore per avere contezza dei dati di tutti i consorzi, e non è stato facile, devo dire, però alla fine siamo riusciti a capire alcune questioni, alcune dinamiche che andranno evitate nei nuovi consorzi. Quindi io ritengo che in questo primo semestre certamente potrebbe venire in Aula prima che si affronti un ulteriore strumento finanziario verso maggio-giugno, quando avremo una serie di eventi che potrebbero portare a nuovi interventi finanziari generali. Allora, prima di chiudere, una riforma si fa anche con i soldi, non si fa senza soldi. Non ci sono riforme a saldi invariati. Per restare nel tema dei cattolici, senza soldi, caro, non si canta messa. Allora, il deputato che è stato fischiato no, era Germanà, che così rispondiamo anche a Di Paolo. Germanà, coordinatore regionale della Lega. Aspetta, perché poi c'è anche un'altra chicca. C'è scritto Ismaele Lavardera, dice: la Castelli ci è rimasta male perché non ho invitato Sud Chiama Nord al lancio del suo movimento, che avverrà sabato prossimo, quindi insomma anche questa da mettere in agenda. Si è litigata la Castelli con rispondere a distanza a Falcone Catino De Luca e dirgli che lui fa opposizione. Chi è che fa opposizione? Falcone o Lavardera? Lavardera voleva rispondere a distanza a Falcone. Ha mandato un messaggio con cui dice a Falcone che io faccio opposizione, e quindi Ismaele è un amico, Di Paola, quindi augurate a Di Paola di dire no alle avanze di Schifani. Insomma, questa è la composizione. Emiliano Abramo, siamo veramente due cose rapidissime. Una cosa rapidissima. Avete approvato l'ultima finanziaria. Ringrazio anche Nuccio perché ha attenzionato la lettera che ho scritto ai deputati chiedendo di ricordarsi dei poveri. Ma poi al momento concreto nessuno dei deputati regionali ha messo, maggioranza e opposizione, si è preso l'onere di difendere i poveri. Questo va anche detto, e quando Di Paola parla del reddito di cittadinanza ha ragione, perché il governo Conte, io l'ho apprezzato anche perché è stato il governo che ha messo più soldi per i poveri. Si poteva far meglio, possiamo costruirci sopra, andava messo forse sul welfare e non sul lavoro, ma non andava azzerato, e l'abbiamo capito in pandemia. Riconosciamo a questo governo che ci sono dei soldi, però l'impegno dei deputati per gestire bene questi fondi non c'è stato, e
permettimi, al mio amico Nello Di Pasquale dico pure, il voto del PD è stato prima dell'intervento di Mattarella, è entrato con un grosso silenzio prima e dopo, ma vi siete scordati che il Papa ha detto la pace e Zuppi continua a lavorare per la diplomazia, non c'è un solo intervento che generi ambiguità, lo dico per i fondamenti. E Avvenire c'è sempre prima pagina, la pace, insomma, quindi giusto perché anche i vescovi hanno necessità di comunicare con i giornali, che ve la prendete sempre con i giornalisti. Se parliamo con i cattolici, con chiarezza diciamo questo. Grazie Emiliano Abramo, presidente della comunità di Sant'Egidio di Catania, grazie a Dario Daidone, deputato regionale di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Bilancio, all'Ars, grazie all'europarlamentare Marco Falcone, che l'abbiamo rituffato nell'atmosfera siculo Ars, quindi che insomma a lui piace, insomma anche si è trovato a suo agio, insomma abbastanza, ho visto. Grazie al nostro Antonio Condorelli, grazie a Nello Di Pasquale, deputato regionale del Partito Democratico. Di Pasquale, che è successo? La vedo un po' così, scuro. Ah, non si sente più. Aspetta, non la sentiamo. Non la sentiamo più, va bene, ha staccato. Gli volevo far dire un'ultima cosa a Falcone, però insomma. No, sì, appena parlo di Falcone. Mi auguro il tuo messaggio lo volevamo ascoltare, caro Nello. No, il messaggio, una cosa là. Ma nei confronti delle famiglie, nei confronti dei più poveri, lo vedo nei nostri interventi, nei nostri disegni di legge. Ma io non lo vedo in finanziaria. Buoni, non ce lo facciamo un'altra volta in dibattito. Siamo in ritardo. Che importa? Nello non c'è in finanziaria. Basta, vi devo chiudere. Grazie Di Pasquale. E dopo il nostro voto c'è stato l'intervento di Mattarella. Purtroppo su questo la pensiamo in maniera diversa. Va bene, ne parliamo in un'altra puntata. Allora, abbassatemi un po' l'audio di Pasquale. Della Repubblica. Grazie Nello Di Pasquale, siamo veramente in ritardo. Di Pasquale, perciò, siamo in ritardo. Grazie a Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. Miriam, ti prego, aiutami tu. ciao. Grazie Luca, grazie di tutto. Alla prossima. Ciao Miriam, grazie ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima settimana, sempre qui Il Punto.